No, così, da me, cioè allora è tornata la guerra al sud, cioè dal sud che fa la guerra al nord e il nord che fa la guerra al sud. Come mai? Cioè, qua sembra, cioè il sud sembra dire, lo dico anche con un po' di competenza perché sono anch'io del sud, però il sud sembra dire, ma come si permettono quelli del nord di chiedere autonomia, ma l'Italia è unita? Allora, guarda, io aziendalmente parlando ho molti interessi e molti punti vendita in giro per l'Italia. Metà della mia azienda sostanzialmente è da Roma in giù. Credo che il problema maggiore non siano le persone, ma siano la politica del Sud. Il buon De Luca, che in questo momento sta facendo fuoco e fiamme contro l'autonomia delle regioni del Nord, probabilmente ha qualcosa da nascondere, nel senso che il senso di responsabilità che porta l'autonomia è qualcosa che evidentemente la politica del Sud ha dimenticato. Oggi autonomia vuol dire senso di responsabilità, vuol dire la capacità di gestire le spese in modo organico, vuol dire essere coscienti di ciò che si fa. Non è possibile avere delle spese completamente diverse per gli stessi prodotti al nord e al sud, quindi se qualcuno dice che noi spendiamo di più, evidentemente non ha capito assolutamente nulla di che cos'è l'autonomia. Teniamo poi presente anche un altro piccolo dettaglio, che l'autonomia è prevista in Costituzione, per cui non è qualcuno che va contro qualcosa. L'autonomia del Veneto, così come delle altre regioni, è ovvio che creerebbe delle situazioni contingenti a livello economico particolari, ma queste situazioni contingenti sono subordinate alla incapacità attuale delle regioni del Sud di gestire l'economia. Il giorno in cui anche il Sud imparerà a gestire, io parlo del Sud inteso come politica del Sud, non i meridionali, ma parlo la politica del Sud, imparerà a gestire e non scialacquare, spendere in modo inappropriato o per non dire qualcosa di peggio che potrebbe essere anche perseguibile per legge, perché se dovessi mai dire che ci sono spese e sottospese, non è il giusto dirlo, anche se lo penso, quindi è il caso che le regioni del Sud imparino a spendere bene quelli che sono i soldi che gli vengono dati dal residuo fiscale delle regioni del Nord.